Campania più la sanità si indebita. Per adesso causa ed effetto fanno chiarezza. Domani chissà, riuscirebbero a far terrore, al punto di ammalarsi perché la misura del debito potrebbe essere colma, con il sistema ridotto alla paralisi. La cura dei cittadini in questa regione è l'industria delle Iene sulle carogne, dove le Iene, i soldi spesi e da spendere, le carogne purtroppo sono i poveri malati. Basterebbe un po' di igiene contabile, a partire dalla cifra stimata del disavanzo del 2008. Erano 308 milioni ad ottobre, dopo 3 mesi i tecnici del Ministero ne stimano non meno di 370, per l'aggiunta di spese relative a contenziosi ancora in atto. E c'è chi tra le fila del PDL campano ne ipotizza addirittura 500, questa volta per gli incrementi dei tariffari connessi alle prestazioni di riabilitazione. Un carniere d'altronde che non i 117 milioni di sforamento previsti nella spesa del personale e i 657 milioni di credito vantati ancora dalle cliniche private. Già, i privati. Se i soldi pubblici sono le Iene, i malati le carogne, nel bestiario della sanità campana i privati provano a fare la parte del leone, soccombendo al cospetto delle Iene, come spesso accade anche in natura. Per loro infatti i ritardi record dei pagamenti accumulati dalla Regione, 491 giorni solo nel settore delle forniture farmaceutiche e 619 giorni in quello dei biomedicali. E poi una sperequazione nella distribuzione delle risorse che vede le strutture private assorbire solo il 16% a fronte del 60% delle prestazioni erogate. Sarà che ciò ormai è un lusso per pochi cittadini, sta diventando un lucro per troppi amministratori, il diritto alla salute. Bisogna frugare nelle tasche del sistema per scoprire i buchi e capire come si arriva alla catastrofe. Un esempio per tutti: per rimborsi ad un centro di riabilitazione di Bacoli in violazione alle norme sulle capacità operative massime, l'ASL Napoli 2 ha subito dal 90 ai primi anni del 2000 un danno patrimoniale di 33 milioni di euro. Ma la realtà è che il debito non si sazia mai, perché nelle casse della sanità si nutrono 2 vermi solitari: le tariffe per le prestazioni, da aggiornare al rialzo del 20% e con effetti retroattivi, e in più la cascata dei decreti ingiuntivi, a cui ricorrono i privati per recuperare i crediti e che producono un esborso annuale di 250 milioni. Contro le tariffe la Regione si vedrebbe costretta a rivedere i tetti di spesa. Contro i decreti si inventa una norma sulla non pignorabilità dei beni delle aziende, inserita nell'ultima legge finanziaria. Norma che pare in contrasto con la Costituzione e che arriva laddove non arrivava il rimedio delle cartolarizzazioni targato Soresa. L'assessore Montemarano poi, nelle vesti di un Maometto napoletano, capisce di dover andare lui verso la montagna del piano di rientro. Fa approvare una legge che riduce le ASL e 85 posti letto, accorpa ospedali, interrompe il ricorso a consulenze esterne. Inoltre proroga anche al 2009 il tetto sugli straordinari del 2008, blocca il turnover per il personale e addirittura rimuove 3 manager per il mancato rispetto degli obiettivi pattuiti. Sono i direttori generali dell'ASL Napoli 3, della Salerno 1 e dell'ospedale Santo Bono. Intanto la giunta di Palazzo Santa Lucia assegna 800 milioni per la copertura dei disavanzi relativi ad annualità pregresse fino al 2005. Il presidente Bassolino propone pure l'ultima spiaggia dei fondi europei per esorcizzare il rischio del commissariamento. Ma il colpo di coda spetta ancora a Montemarano: vendita dei beni immobili delle aziende sanitarie per coprire il debito. E pensare che la gestione degli immobili di alcune ASL, tra cui la Napoli 1, spetterebbe ad un certo Alfredo Romeo. Dalla manutenzione stradale all'assistenza sanitaria, le Iene passano da un settore all'altro, le carogne restano le stesse. Sono sempre e solo i cittadini.